sono Elisa e queste sono le notizie della Regione Liguria. Si chiude con successo la partecipazione della Liguria al Salone Internazionale del Libro di Torino 2026. Per il terzo anno consecutivo lo Spazio Liguria ha ospitato oltre 60 appuntamenti e 37 editori del territorio, 3 incontri, presentazioni e dialoghi dedicati alla produzione editoriale ligure. Inaugurati a Ponte d'Assio i nuovi pozzi artesiani, le vasche di accumulo e la rete di distribuzione uso irriguo e antincendio. Un intervento del valore di 524.000 euro che rafforza la disponibilità idrica per le aziende agricole e migliora la capacità di prevenzione e contrasto degli incendi boschivi. Sono stati presentati i risultati del progetto Un dentista per amico. In oltre 25 anni di attività sono stati curati quasi 22.000 minori grazie all'impegno di oltre 2.600 dentisti volontari in 16 regioni d'Italia. Solo in Liguria sono stati 11.538 i minori che sono stati curati grazie all'aiuto di 1.214 dentisti volontari. A Genova è tornata la Coppa Paolo Mantovani, la manifestazione scolastica giovanile più importante d'Europa. Appuntamento fino al 28 maggio, weekend esclusi, al padiglione Jean Nouvel del Waterfront di Levante. Con più di 5.500 giovani e oltre 670 classi pronte a cimentarsi in 11 diverse discipline. Prenderà il via dal 10 luglio la 63esima edizione del Festival Internazionale di Musica da Camera di Cervo. Il cartellone propone quest'anno 15 incontri fra classico, jazz, canzone d'autore, musica etnica ed elettronica. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.